dialettale Fides et Labor di Alzano Lombardo, col patrocinio del comune di Alzano Lombardo e la sponsorizzazione del caffè del museo che abbiamo qui a lato, ha il piacere di portare in scena questa sera O il fantasma del Poer Piero, commedia brillante in 2 atti di Camillo Vittici. Filo conduttore della nostra vicenda è l'avidità, spesso cattiva consigliera, che riesce a mettere in luce i lati peggiori del genere umano. Ma O il Poer Piero, repentinamente scomparso, portando con sé un prezioso segreto, in un certo qual senso riesce ancora dall'aldilà ad insegnare qualcosa ai suoi congiunti. Non mi resta che augurarvi buon divertimento. Ma che fa tutti i giorni? Allora Beppo, ma fai vergogna stavolta? Stavolta compagni altre volte. I bussi dell'acqua, anelli in foglia U. E pensa che quando si rechisse a ca, a si resse sicura, ada, ho giocato, ho il 24, la data del funerale del Gigi Basgiotto, ho il 42, ho il Giovanna e Maia Quini, che è che le restate spiaterà sotto al treno, ricorda? Ho il 54. I morti dell'apparecchio che le bullason del Pirù. E mamma, da che il Pirù è che dove per mangiare, che là è il Perù. Comunque in ogni caso ho giocato anche o 70, la disgrazia. Ma possibile che tu noi metti tra che forma di disgrazia? Le propriamente mia ira invece. L'83 per esempio, la frattura della gamba del Nando Pistola che banda noter. Perché ne vi una disgrazia poche, va? Che è una bella notizia invece. Che se Alde smetterà di rampare le noci sulla nostra pianta de po, con la scusa che rami va de là della sua banda a robanzo i po, che roba po ma tradimento. Almeno se il gesto domandame. Perché se te domanda cosa che avresti rispondito? Tenda a comprare del frittareux. Perché che la pianta lì, i gade toccare nessuno, perché è sacra e inviolabile. Perché è sacra e inviolabile. Ma sare gorde più che gli ha piantato sotto padre, o il Piero Baciò, che è il de che le nascita la tua sorella Pina. Ah, certo che il papà mi faccio belli scherzi. Chissà dove l'ha scondito tutti i palanchi che le rensita la sisa. E che non è competenze ne. Pensa che a me mi radiche con quelle lì, ma avresti più di comprare mes paese. Certo che chi tra dei note che era una clappa mia da giusta. Dime mia me, in banca algo mia tenere. Perché se no dizia che gli amici parecchi sarei svenuta a sai che me ne zita la sisa. E sarei svenuta a casa. E i sendasi lo che avrà nascondere, Aghere anche di lì che all'era gran tegnone. Sare gorde quando le mor che per mi ha spenti i soldi del funerale perché è costato tanto, allora lui fa sbrusare. No, anzi com'è che si dice? Cremare. Ecco, la li fa scremare, da te e a me tocca rispettarla solo lontane, perché io e mia che prima o dopo al venire a grattarmi il pelo. Una bella filmata, il fil de feu è addio Piero, arda che cosa me ne sta? Per scatolire sendere nego dotter. Ma del testamento
tal mia la saci scritto che l'era nascondici palanche. Ma è sicuro gli avrà scritto il testamento, lei che dopo il gades desmentegato. Pensa a te che ogni anno Alma compare in so e Alma dà il numero di gallo. Ad un numero? Ma tu di no che lo retenu, tengo che andaci a finire. Che lei ha via adesso cambiato età. Ma che ne è stato? O il sento. Ma lo sento che mi ha detto no. A che mia di che le mia di. Ma certo, ma che la froi mia dice, mi appena una volta. E qua ti rispondi poi. Ah, che lui è mio scemo e che il gade sta detto. Mamma, fai bella che te sempre son che te fissi per Allora, guarda te, una luce. Alma compare de nac, e mi dice, Teresa, guarda fare una mano. Guarda me sì, e lui, e domani, e me, des, e lui, e desma, e me, sento, te, e poi mi sparia. Certo che come ragioniera te le compagni del tu de copine. Ascolta, qua ti fare una mano. Ma scusa, ma poi te compagni di tuo padre? Rispondi per piacere, qua ti fare una mano. Ma c'ha per interdetto una mala fa. Tre quante sì. Puoi dirmi? Quanta sei una mala fa sì? Oh Vergine Santissima, ma lo fa 50! E mia sento. Madonna Ma mia, che? ma 50? Ah, non è mi fatta nada che le oltre. Anche che da il Madonna mia. E te barbellone poi fa cos'è? Avevo dato una pensata alla ruota della fortuna. Ma te, ma certo che poi lui, al più di essi un po' piacere quel... Ma dai, che Dio glavi in gloria. Mamma, Beppo, ho trovato la soluzione. La soluzione cos'è? La soluzione per saendo la nasconditi i soldi, no? Semplice. Arda Pina che per te sarà semplice, ma non per. A lei quattro anni che si trega che corridere questa storia senza nella una. Appunto. Tu la prima senti questa soluzione semplice come le dai. Allora, dervi fobe io regene e le erte. E bella, anche stamattina quando faccio shampoo, io spirate pochino, Me però, vogliamo capire cosa te ne resta fare. Allora, una seduta spiritica. Ma cos'è la? Che la seduta spiritosa lei che te la resta stasera? Spiritica, mamma, spiritica. Anse metti in turno a Paolino, anse te la ma e in ciama al papà. Sì, certo. E dopo lui, al vedere, poi dopo magari si sente azzurro, fa anche fare lì perché io tanto. E poi dopo ti servisce, cioè che palanche io scondide, poi dopo il mervisno, sotto la pianta del pom. E se vedeste il culo sota? E se vedeste il culo sota? ma canta mia, se gli stronzati pina, o anche a foto loro, o a foto la era, e che era foto le gol, ecco qua. Me però, agogna modo di capire cosa dovreste fare. Allora, a sciapa è medio. Ma cos'è? E la urge mangiare? Ma no, mamma, un medium è una persona che la parla con i morti. Sì, certo. E lui risponde? E certo che risponde. Pensa che la scena del povero Andrea disse che 2 volte per settimana la chiama il suo padre, lui ria e ga parla. Ma in che maniera? Appena 2 volte per settimana. Io 3 sere morti al cinema. Che non sappiamo dove io 3 sere i morti, ma il suo doma che lui 2 volte per settimana, quando la chiama, arria e ga parla. Me comunque altre volte capire a fone voi. Che è la storia lì. Ma quando che potreste essere libero del medium lì? Sorpresa, osamo pensato me stasera, anzi, de che mi è andata al Gavresderia? Scusa, ma se non trambulia mia falla che la stronzata lì?
Ada che so benissimo che quando si tratta di trovare i soldi del papà, qualsiasi maniera di trovare attivata saresti in dacia a la conosce benissimo. È proprio da ospite. Comunque è stata di trovare i paranchi del papà del tatà, con le corde pome. Se dopo magari mi spatti su un po', siete a posto io di non lavoro? Certo che te comunque quanto vestito ma stemmiata ti indremo a fare a spendere. Perché te tra andare al bar, fuma e andare alla partita, caro mio, da spendere. E poi a te ne mamma, con la tua mania dell'occhio. Sta mangia e fottiti di quattro palanche dalla pensione del papà. Te, bella, guarda che me con me che sorge, perché che vuoi a me, ne? E poi, ho anche un tu di malattie da curare, e gogna al tic, oltretutto. E poi, persiste, la settimana passata, a sondaccia del dottore, ma faccio una visita, indovini cosa mi ha trovato? Ho il polipo all'utero. Ma come avrei fatto? Come avrei fatto a c'è il polipo? Che sono mai sta al mare. Alla maniera, a me, ti palanchi lei ma e farò tutto il possibile per trarre la de. Perché me, su mia compagna la Maria del Coppa Suni. Ma che entra della Maria del Coppa Suni, dai! Sì, perché lei, tutte le settimane, all'andata dei Nac all'altare del Sant'Antone, lo commettiò detto per de Margherita in de Vas e poi la Gadisia. Arda Sant'Antone, se ta maffienza la Sisal, ta promette che settimana che è, ta porta che bel mas de rose. E allora, siccome la settimana dopo la zia mia, la famo la stessa storia. Vede allora Sant'Antone, adesso ste fa e l'Ardala. Chi? Col Sant'Antone l'Ardala Maria del Coppa Suni? Sì, col Sant'Antone l'Ardala Maria, la Vladimir, l'Ardala Maria del Coppa Suni e poi Gadic. Arda Maria, che è inutile che te tutte le settimane tagli che rompimi madone a me. Se te ore che ti fai la schedina al totocalcio, se cosa te che fa? Faso almeno la schedina. E allora me adesso la fa la seduta spiritosa. Scuntime donne, ma cos'è per fare la seduta spiritica? Ma ne o il nostro tauliro tot e ne godote. Ma allora la questa mia età? Da mamma ne pensi che bisognerà dare gargota al medium una mancia, ma ne gode più. E allora se ti accordi poi, mamma? Guarda, basta che salte poi palanche del tuo padre che me andò anche il tao del cemento che viene fonda il cortile. Allora, adesso che quasi cose, e la gades dura giusta, fra un po' secondo me arriverà. Ah, che me? Sì, Ma che ora che viene? quando mi fosta adesso. Ed è, ma dove? Ma sarebbe via lui da certo. Avanti, avanti. No, vendo via sicura me. Avanti. Buonasera signori. Sono il medium che avete ingaggiato per la seduta spiritica di questa sera e lui è il mio preziosissimo assistente. Buonasera, ma sei proprio contento che se le guardate che alla nostra casa? Il piacere è tutto mio. Mi presento. Sono il medium sepolcro buona morte. Mio padre si chiamava Loculo buona morte e mia madre Morticia Crepacuore. Io sono l'assistente del medium, il
mio nome è Colombari Candido, mio padre si chiamava Colombari Fortunato e mia madre Eterna Fiammetta. Guarda mamma che anche la sera normale famosa la chiamassi sene che gli sciadurla famoso si chiama tomba il presidente industriale come si chiama? Fossa Dai, ma che sono tracera e mi dice che lui è il più grande Dutch a trovare morti mai qui sulla terra Verissimo, mi sono diplomato mago all'Ateneo di Babilonia, all'Università di Bottanucco e all'Istituto Internazionale di San Sepolcro. Nelle sue sedute il mio maestro ha parlato con Napoleone dopo la battaglia di Waterloo. Quante vate? Ma qui non si adoma che nel gabinetto Ha richiamato il fantasma di Garibaldi dopo la sua partenza in 1100. 1100? Ma che era l'esame? Me la sento, pensai che l'aga fosse al massimo il topolino. E dopo che è andato a Marsala Ah no, questo poi no. Un Piero Lindado Magrapa. ha evocato l'anima di Giuliano l'Apostata. Ma poi con la posta tan grossata. Madonna, se ma dispiace. Ma al penso che poi mi Piero ne al maleasse se di oltre anche le svolte per ispan l'acqua perché era la posta tan grossata. Se siete d'accordo, direi di cominciare. Tutto pronto? tutto pronto signor Medium Candido, sei agitato? Ciao ragazza! Bene, se volete possiamo cominciare. Il tramonto ci copre col suo triste sudario. Le tenebre ci stanno abbracciando. La notte ci avvolge nel suo nero mantello e l'ora degli spiriti s'avvicina. Questo che al parlasamo de morci, insomma rappresentante la buona morte. Può sapere che parla con i morti e dica se stesse su di carne o no? Ora ascoltate bene alla lettera tutto quanto quello che io vi dirò. Candido, prendi la candela e ponila sul tavolo. Accendila.
Bene, ora spegni pure la luce. Bene, adesso possiamo cominciare. Disponetevi intorno al tavolo e sedetevi. Ora datevi bene la mano e tenetela bella stretta. Mi raccomando, massimo silenzio. E se vede sterminare? Silenzio! Ora dovete fare un silenzio di tomba. Beh, comevo pure che sto padre siamo de tombe. Ma come pure, ma se lei per trovare palanchi del tata, al terresso della finestra. Ora liberate bene le vostre menti, chiudete gli occhi, inspirate profondamente, ancora un'altra volta, bene, concentratevi benissimo, mi raccomando, ancora più concentrati, dico io, siete concentrati? Ma se short, a serio concentrati di campo di concentramento. Penso più concentrati di una conserva. Bene, ditemi, come appelliamo il defunto? Ma se mia, che morcio bisogna appellare? Come, signora, come si chiamava il defunto? Piero, però quando era sola intera, gli ha chiamato Piero Bacciocco. E ditemi, cosa volete dal Piero Bacciocco? Ci deve sapere, signor Mediano? Medium, signora. Mi scusi, signor Medio, ma io non sono tanto pratica di quelle robe lì. Insomma, il mio Piero aveva vesito un sacco di palanchi alla Sisa e è morto spirato senza dircelo dove le aveva scondite e a noi ci piacesse di trovarle. Bene, ho compreso tutto. Fate di nuovo silenzio e concentratevi ancora. Piero, se sei presente, se sei qui in mezzo a noi, batti un colpo. Piero, ti ripeto, se sei qui in mezzo a noi, batti un colpo. Ci deve sapere, signor Mediano, che il mio Piero era un po' sordo di orecchia e insomma ci converrebbe usare un po' di più. Silenzio! Piero! Se sei presente, se sei qui in mezzo a noi, batti un colpo! Madonna, ma che pura, Si sieda! Non rovini proprio tuttora, ora che è arrivato il contatto. Piero, ti sento che sei qui in mezzo a noi. Ti dico, se sei presente, se sei qui con noi, batti 2 colpi. Silenzio. Ora sentiamo la tua presenza. Sei qui in mezzo a noi. Piero, ti dico, puoi parlare? Piero, ti ripeto, puoi parlare? Alle che persone prima di me che te abbia solo la lingua, così lì. Bebè, pipina, sono tre fam la dos della pura.
Dici Piero, dove hai nascosto i soldi della Sisa? Della Sisa? Magari avrà svesita la Sisa. L'unica volta che esiste è gota, all'estate, alla fiera delle beneficenze dell'oratore, che ho ciapato, Europa, tutte carte igienica. Ma che postur, che bugiardo! Ma io credo che non esce un medio, i palanche io proprio eside, che il giure sul co del Piero. E allora gli parli lei direttamente. Ma cosa ci devo dire io? Quello che le esce dal profondo del suo cuore. Pierino, Sa che? ma sei proprio te Piero? Anche che dosso me, anche mia l'anagrafe, Piero sul sole e Piero sul sulla terra. Allora Pierino, so che te sei che, ascolta la tua Teresa, che quando ti si rechesse la terra la taglia se ve. Anche che vede Teresa, che non mai ude, non mai ne conoscite, Ma cosa di che po'? Ma se ricorda più della tua Teresa, del tuo Beppo e della tua Pina. Anche me, che la Sellè, non mai sentito parlare. Ma hai capito mia sul medio, all'era stato bugiardo e spergiuro. Dimmi, creatura dell'aldilà, tu sei il Piero? Certo che so Piero, se no sarei niente, no? Ma sei veramente il Piero? Il Piero Bacioc? O il Piero baciò? A parte che forse, a che lo sbaglio, me so il Piero, ma se la terra, invece a me, o il Piero Saunetta. Ma certo, oh Piero, Saunetta! Ma allora tu non sei il Piero Bacioc? Ha messo me da parlare con Divore, a dire che me ha solo il Piero Saunetta. Piero Saunetta! Ma allora dimmi, perché sei venuto tu? E poi mi dice che queste bande ti chiamava il Piero. E siccome lo so me, del Piero che era su una caretta, ti ma si caffo me e messo in so, o sbaglio, ali fai voter, che era di chiamare o Piero Bacciò e mio Piero qualsiasi. Sì, il nome è sbagliato. Ma dimmi, tu dove abitavi in vita? Sono fonte al paese, in via Misericordia, al Vite Ses. E dimmi, di cosa sei morto? Adà, il dottore dice che crepare di salute. Messo mi essere di salute per crepare, ma messo crepare del tutto. Tra l'altro, che è la ciceruna della memoria, l'andà in giro a dire che sere alcunizzate lì, ma a me avvia come la grappa. Per me, anche sul paradiso Cicina mia mamma. Lì sei a me, quanto sui liberi? Scusaci, Piero Saunetta, se abbiamo evocato il tuo spirito e non quello del Piero Bacciò. Tu puoi tornare da dove sei venuto. Sei libero. Amici cari, credo che abbiamo sbagliato a evocare l'entità giusta, ma domani vi garantisco che evocheremo l'anima del Piero giusto, del Piero Bacciò. Ora possiamo pure lasciare le nostre mani, aprite pure gli occhi. Candido, accendi pure la luce e spegni la candela. Signori, mi scuso.